Tutti contro tutti nel centrodestra veneto. Il deputato della Lega Massimo Bitonci torna ad attaccare il presidente della giunta regionale Luca Zaia, l'aveva già fatto sull'addizionale IRPEF, ora il tema del contendere è l'autonomia. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 13 ottobre 2022, la prima notizia del giorno riguarda lo scontro interno alla Lega ma anche a tutto campo nel centrodestra del Veneto. Partiamo dal Corriere del Veneto che apre con il titolo sull'autonomia, Bitonci, troppe 23 materie. Dopo l'addizionale IRPEF una nuova stilettata a Zaia. Intanto in Fratelli d'Italia i colonnelli stroncano i sogni di Donazzan. Allora, vediamo di capire meglio. Massimo Bitonci dice di parlare quasi sempre da tecnico e giura di non volersi immischiare nelle questioni che attengono all'amministrazione regionale, e però dopo il post contro l'aumento delle tasse pubblicato sui suoi profili social proprio nei giorni in cui il presidente della regione Luca Zaia ipotizzava il ripristino dell'addizionale IRPEF, il leghista appunto Bitonci, parlamentare, è stato protagonista martedì sera negli studi di Rete Veneta di nuove considerazioni che hanno fatto balzare sulla sedia i leghisti davanti alla TV e probabilmente hanno fatto anche fischiare le orecchie a Zaia. Se mi chiedete perché col primo governo Conte non abbiamo portato a casa l'autonomia, ha detto appunto l'ex sottosegretario all'economia, impredicato tra l'altro di tornare nel ruolo, tecnicamente, dice Bitonci, vi potrei dire questo: nel momento in cui chiedi 23 materie in un anno è difficile. Invece, come succederà fra qualche settimana, partendo dalla cornice di una legge quadro e procedendo con decreti attuativi, magari l'autonomia la si porta a casa più velocemente. Si inizia e poi si va avanti puntualmente con decreti attuativi sulle varie materie. Insomma, un ragionamento, quello secondo cui sarebbe stato meglio procedere per gradi piuttosto che chiedere tutto e subito, condiviso da molti politici, esponenti politici del Veneto, a cominciare dal segretario del PD Andrea Martella, ma che Zaia ha invece sempre respinto con forza, sostenendo al contrario che si debba alzare subito la posta per poi sedersi a trattare con la controparte in una visione estremamente, diciamo, quasi sindacale, ecco. Questione di mera strategia, ma intanto appunto scoppia il caso nella Lega, appunto secondo episodio in cui le vedute di Zaia e Bitonci, probabilmente l'esponente più vicino a Salvini della Lega veneta, divergono diametralmente. Quindi prima l'addizionale IRPEF, adesso l'autonomia, il totem della Lega in Veneto. Ma appunto se la Lega piange, Fratelli d'Italia in Veneto non ride. Qualche giorno fa Elena Donazzan si era sostanzialmente proposta come candidato per il dopo Zaia del centrodestra, aveva detto sarebbe il mio grande sogno fare il presidente della regione. Ebbene, ieri a Ring, la trasmissione su Antenna 3, il consigliere di Fratelli d'Italia Gio Formaggio ha punzecchiato la collega di partito e assessora regionale al lavoro appunto Elena Donazzan, dicendo con un commento insomma abbastanza chiaro: si sa come finiscono le autocandidature, di solito non bene. Queste le parole lapidarie di Formaggio, pronunciate con una scrollata di spalle. Quindi insomma volano gli stracci nel centrodestra veneto, dentro la Lega, dentro Fratelli d'Italia. Nel frattempo in regione la maggioranza e il consiglio regionale si preparano all'approvazione alla manovra di bilancio. La notizia sul giornale di Vicenza di oggi: slitta a fine mese il tavolo di partenariato con le categorie, si parla in questo caso dell'addizionale IRPEF, bilancio ok al consolidato, approvato dalla giunta regionale ieri il bilancio consolidato 2021, quindi approderà a Palazzo Ferrofini nell'aula del Consiglio regionale, ma resta ancora aperto invece il nodo
dell'addizionale IRPEF, la nuova Zaia Tax. Appunto a fine mese il tavolo di partenariato con le categorie, l'eventuale addizionale quindi potrà essere inserita in fase di discussione in aula, quindi nel mezzo della manovra di bilancio potrebbe arrivare appunto l'addizionale IRPEF che ancora non si sa come sarà, non si conosce il testo insomma di questa riforma fiscale, ci sono solo le anticipazioni e le indiscrezioni riportate dalla stampa, ma non esiste un testo appunto della manovra fiscale a cui la Lega, la giunta regionale di Luca Zaia, stanno pensando più che seriamente. La settimana prossima in ogni caso approderà in prima commissione del Consiglio regionale il bilancio consolidato, e quella successiva si inizierà a esaminare anche il documento di economia e finanza regionale e tutta la manovra del bilancio di previsione licenziata dalla Giunta lo scorso 16 agosto. Poi tutti i conti regionali finiranno sul tavolo dei consiglieri di Palazzo Ferrofini per la discussione finale. Questo l'iter spiegato dall'assessore al bilancio del Veneto Francesco Calzavara. Proseguiamo con alcune notizie flash. Case di riposo, subito la riforma, a chiederlo sono i sindacati dei pensionati che dicono il sistema in Veneto rischia il collasso, la gestione della non autosufficienza è una svolta, il tempo stringe sia per i provvedimenti di visione che per quelli di emergenza. Abbiamo spinto tantissimo per l'approvazione della legge delega, qui si parla della legge statale, della legge nazionale sulla non autosufficienza, ma per mantenere i finanziamenti del PNRR la data di scadenza del percorso legislativo è marzo 2023. Vigileremo affinché il nuovo governo e il nuovo Parlamento non perdano altro tempo. Questo per quanto riguarda il piano nazionale, ma anche la Regione è destinataria di un appello da parte dei sindacati. È assolutamente prioritario che la Regione trovi le risorse per sterilizzare l'aumento delle rette nelle case di riposo, che anche con impegnativa sono comunque elevate, ma nello stesso tempo la Regione non può più nascondersi dietro al vogliamo ridisegnare complessivamente i servizi territoriali o aspettiamo la legge quadro nazionale sulla non autosufficienza per riformare le IPAB. Se la riforma fosse stata fatta a suo tempo avremmo da anni un sistema più ampio e integrato nel territorio di servizi per gli anziani non autosufficienti. Questo il duro attacco dei sindacati nei confronti della regione. La notizia sul Gazzettino di oggi, e sempre sul Gazzettino prosegue la polemica sulla sicurezza stradale. La vicepresidente e assessore alle infrastrutture della regione Elisa De Berti ha replicato alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in merito alla consulta per la sicurezza stradale prevista da una legge regionale ma mai istituita. Cosa dice De Berti, vicepresidente appunto della giunta Zaia? A chi oggi chiede in modo miope e pretestuoso l'attivazione di organismi consultivi rispondiamo con i numeri che danno la misura del lavoro svolto. Dal 2016 ad oggi oltre 190 milioni di euro per opere di sicurezza stradale destinate alla viabilità in gestione ai comuni e per quasi 600 interventi mirati a risolvere problematiche di sicurezza stradale. Rispedisco quindi al mittente ogni critica che non vorrei interpretare come sciacallaggio. La replica dell'esponente del Movimento 5 Stelle non si è fatta attendere. La vicepresidente De Berti rispetti il ruolo dei consiglieri d'opposizione e pensi piuttosto a convocare la consulta per la sicurezza stradale. Voltiamo pagina, ma restiamo sul Gazzettino. C'è un problema Covid, un problema quarta dose in Veneto. Le ULS procedono in ordine sparso, la regione dice che la quarta dose sia per tutti, ma non tutte le ULS appunto hanno aperto le vaccinazioni anche per le persone che hanno meno di 60 anni, quindi si tratta del vaccino sotto la soglia dei 60 anni. Padova ha già aperto le prenotazioni, adesso anche Treviso. Il direttore generale di Venezia però invece dice facciamo il vaccino, la quarta dose solo ai 55 e 58 anni, meglio se fragili. Finora è stato coperto il 6,4% dei residenti. Sono pronte al via anche le iniezioni contro l'influenza, dal 17 ottobre in ambulatorio, dal 24 in farmacia.
ma appunto l'allarme è quello lanciato ieri dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere. Tutti coloro che sono arrivati in terapia intensiva risultano essere sprovvisti della copertura vaccinale della quarta dose, ma in Veneto appunto non è uniforme l'accesso al cosiddetto secondo booster per chi ha meno di 60 anni e non è un soggetto fragile, nonostante l'iniezione sia stata espressamente autorizzata dal Ministero della Salute e nonostante anche la regione abbia lo stesso autorizzato appunto il vaccino sotto i 60 anni. Le ULSS sembrano però muoversi ancora in ordine sparso. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.